Nell'ambito delle importanti questioni che stanno riguardando la vita del governo Meloni c'è quello dell'immigrazione clandestina e, come abbiamo visto in questi giorni, il blocco delle navi ONG che non possono entrare nelle nostre coste. In questo complesso si inserisce il primo intervento della parlamentare di 5 Stelle, l'empedoclina Ida Carmina, già sindaco di Porto Empedocle, che riguarda per l'appunto il problema delle ONG in un'informativa urgente del ministro dell'Interno Piantedosi, una tematica che ha toccato profondamente la neoparlamentare Carmina. Sentiamo uno stralcio del suo intervento alla Camera. Ministro, lei oggi è venuto in aula per tenere un'informativa costretto dal precipitare degli eventi. I suoi tentativi di spiegazione non possono coprire un'evidenza. Dopo pochi giorni dall'insediamento del governo i nodi sono venuti al pettine. Lo spessore della realtà ha ridotto in briciole anni di slogan urlati dalla destra, dimostrando tutta la velleità e vacuità di certe posizioni. Governare e gestire la complessità richiede pensiero profondo, conoscenza rigorosa e capacità di comprensione. Ma non appena vi siete trovati al posto di guida, avete sbandato la prima curva tortuosa nell'intento di soddisfare un elettorato che avete illuso, con promesse vane e proposte impraticabili, come affermato dallo stesso Ministro della Giustizia Nordio, ed irrealizzabili, lesive dei diritti umani e del diritto internazionale. Non si può continuare a utilizzare il delicato e complesso tema dell'immigrazione come campo di scontro politico, come occasione per far crescere il proprio consenso elettorale. Vanno cercate soluzioni condivise, al di là di ogni contrapposizione ideologica, che partono però da un principio. L'essere umano è sempre il fine di ogni azione politica, mai un mezzo. E non chiamiamo l'emergenza, abbiamo di fronte un fenomeno strutturale, globale, molto complesso, in costante crescita. Nel giorno in cui si stabilisce il record di 8 miliardi di abitanti nella Terra, in cui crescono i motivi che determinano le persone a migrare, compresi i motivi climatici, il governo si affanna e perde tempo prezioso dando lettura a una crisi diplomatica per poche centinaia di persone a cui si nega l'ingresso nei porti italiani, con ciò rischiando di compromettere il buon lavoro fatto dal Presidente Conte, che ha convinto i maggiori alleati europei della necessità di una ricollocazione e redistribuzione condivisa. Un governo che si interessa dell'aspetto più marginale del problema, e lo dicono i numeri, come lei ben sa, Ministro. Gli sbarchi tramite gli ONG costituiscono poco più del 10% del totale. Il 32% avviene tramite l'intervento della Guardia Costiera, a cui va un sentito ringraziamento, la vera avanguardia solidale dell'Italia. E il 56% tramite sbarchi autonomi. Parliamo di poche migliaia di persone in un'Europa che è stata in grado di accogliere in pochi mesi milioni di rifugiati ucraini. Non solo, ma per sventolare vessilli di propaganda identitaria avete creato una crisi diplomatica con la Francia in tutta l'Unione Europea. Lo scontro tra i due paesi ha responsabilità da ambo i lati. La reazione francese è stata esagerata ed alimenta tensioni fra singoli stati in un momento in cui invece c'è urgente bisogno di cooperazione e solidarietà. E certamente in tema di solidarietà e di accoglienza l'Italia non accetta lezioni da nessuno. Ma la crisi, dobbiamo ammetterlo, l'ha innescata l'Italia, o meglio un governo di destra che continua a puntare su maldestri interventi che calpestano la dignità delle persone, utilizza la questione migratoria quale distrattore per camuffare l'inconsistenza di interventi significativi e adeguati sulle questioni che più stanno a cuore agli italiani. Tutti concordiamo che le coste italiane siano frontiera dell'Europa e che la questione migratoria trovi nell'Unione Europea la sede naturale per una sua gestione ordinata e virtuosa e che l'Italia non possa essere lasciata sola, così come i prefetti sindaci, come me,
che sono stata il sindaco di Porto Empedocle, il paese che è frontiera, che è quello che ha accolto la maggior parte di migranti. Non possono essere lasciati soli. Esprimo la mia solidarietà al sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, e a Vincenzo Campo, il sindaco di Pantelleria, con il quale mi sento giornalmente. È lì il Ministero deve intervenire per approntare soluzioni adeguate e sostenere i territori e le amministrazioni che sopportano il carico maggiore del fenomeno, proseguendo nel percorso virtuoso attuato dal Presidente Conte, che per primo ha riconosciuto la valenza dei territori costieri nel sistema migratorio.